Nella 18ª giornata di promozione va in scena il big match tra le due corazzate, quella della Sestese priva dei due trascinatori Sighieri e Chiarabini, ancora infortunati ma in panchina, e quella del Celle Varazze classificata seconda a 37 punti. La partita di andata disputata allo stadio Giuseppe Olmo finì 2-0, vedremo se il San Carlo di Volte saprà offrire una partita degna della stazza delle due compagini. Il primo tempo regalerà poche emozioni, la prima al decimo quando sul cross di Cavallone il difensore anticipa Pische con un buon intervento. Dopo 20 minuti di studio poi la Sestese viene colta e preparata su questo contropiede, ma sul passaggio di Nelli Bazzurio intercetta e salva la squadra. Su punizione Sestese lo scarico di Camera è per il destro di Balestrino, ma calciando colpisce il difensore e l'azione sfuma. Il primo tempo si chiude con l'ottimo passaggio nel cuore dell'area, ma Pische non sfrutta l'occasione concessa. La seconda frazione comincia con il possesso Celle, dopo pochi giri di lancetta Bazzurio si porta la palla sul sinistro, poi calcia verso lo specchio, ma il suo tiro non crea grattacapi a Ghizzardi. Sul capovolgimento di fronte anche il tiro da fuori area di Saracco non crea grandi pericoli per la Sestese. Su un pallone vagante Pische beffa Severi andando a conquistare il pallone per poi involarsi verso la porta, è bravo a rimediare il difensore ospite riuscendo a non far calciare in porta l'avversario. Al 60° si sblocca la partita con l'eroe del 5 verde stellato, ne approfitta Anselmo che salta Cannavò e realizza il gol che vale l'1-0 per il Celle Varazze. La reazione della Sestese non tarda ad arrivare, buona triangolazione con Balestrino che manda in porta Tecchiati, ma lo stop non è perfetto e la palla viene raccolta dal portiere. Grande occasione per i padroni di casa, il cross di Zanoli è perfetto per la testa di Tecchiati che non inquadra la porta. Minuto 87, il Celle perde uno dei suoi uomini, l'entrato Piroli commette un fallo da giallo ed essendo il secondo cartellino collezionato, l'arbitro lo manda sotto la doccia. Entrano forze fresche, tra cui Chiarabini, il quale si rivela subito decisivo, conquistando un calcio di rigore per tocco di mano dell'avversario a pochi minuti dal termine. Guardiamo il replay, ma direi che non ci sono dubbi sulla decisione del signor Martino. Dal dischetto si presenta chi se non Balestrino che spiazza il portiere e mette a segno l'11° gol stagionale che gli consentirà alla Sestese di pareggiare una partita equilibrata ma dove nessuno delle due ha avuto la meglio. Nel frattempo la capolista allunga +7 dal Celle.